Ma io Nathan è in difficoltà, eh. L'avrà pure fatto quando era giovane, ma non mi sembra il suo ruolo. Dai, amici bellini, dai! Tutto pronto. No, ha fatto la scelta logica. Vuoi vedere che me lo stanno scrivendo tutti? Che Mazzarri si guarda i video e fa... per forza. Meret tutto in nero. È interessante. Cuticini per quelli che si ricordano il calcio di una volta. E vuoi vedere che magari, porta bene. Sono i colori sgargianti che non vanno bene per Meret. Vai Elmas. C'è l'audio in anticipo. Paramount Plus. Mannaggia. E vedi, mannaggia miseria, l'ha detto prima lui e poi l'ho visto, Elmas! No, devo cambiare. Madonna mia, che stava segnando Elmas. Attenzione tra le linee però. Troppo solo Dumfries, ragazzi, dai. L'ha lasciato uscire, l'ha calcolata bene, ma era difficile da bloccare questa qua. Attenzione, bravo Meret. Piede sta palla, Anghis. Mamma mia, proprio solissimo. Sali, Nathan, dove stai? Mannaggia. Cominciamo. Troppo schiacciato. Bravo Nathan, dai. Questo ti deve dare quella forza, questa scivolata. Nathan proprio sempre più indietro per Meret. Signori, no, deve essere fuori gioco per forza. Fuori gioco. No, ma per forza. Signori, deve essere fuori gioco per forza. Non scherziamo. Io già ve l'ho detto nel video precedente. Già il rigore che hanno dato alla Roma non può esistere in nessun universo. Dai Anghissà, dai, bravo. Polità, madonna mia, solo tu e il pallone. Vai Politano, te ne sei andato, vai, bravo. Salta qua. Bravo, sì. C'è solo Kvara. Lo peschi, l'hai pescato. Mannaggia. Sei già maglietta stracciata, ostica. Ci piace, ricordate Albiol, ci piace. Bella sta palla, Kvara, bellissima. No, Elmas la davo. Queste palle di Kvara sono telecomandatissime. Dai, sfruttiamo, c'è Carlos Augusto a difesa. Bravo Dilo, bravo, mettila per. No. Bravo Loppo. Politano. No. Prega per noi, Don Raffaele. Vabbè. Cominciata la lagna. Bravo Nathan, con un po' di coraggio, va bene. Bravo Loppo. Bella palla Nathan, vai Kvara. Bravo Dilo. Mette sta palla. Rigore. Niente. Dai, però stiamo pressando bene là sulla destra. Vai Rachman. Signor arbitro, questo è fallo. Meretti, io lo so che stavi sul destro, però questa è una palla. Mamma mia. Meno male. Aiuto, maronna mia. Bravo Lobo. Mannaggia, deviata Rachman. Che bello avere Osimhen quando sono i calci d'angolo loro. Che bello. Andiamo un po' con la vena. Un pochino. Osimhen. Anghi, provaci, Anghi. Vai Di Lorenzo. Politano ci ha provato. Mamma mia, traversa. Che cazzo. No, ci vuole un po' di mazzo, però basta. Perché sta solo lui, Lautaro? Bella parata di Meret, ma era fuori gioco, aspetta, no, c'è siamo gomito. No, il gomito, quando mai? Il tallone di Anghissà che lo teneva in gioco. Miracolo di Meret. Bravo, l'uscita coraggiosa, che bello. Brai Kvara, vai Rossi. Vai Nathan, provaci. Bella palla per Osimhen. Mi sta piacendo Anghissà, molto positivo Politano. Occhio. No. Madonna mia, che c'ha la noga. È una bestia. Non lo so se è stato pure deviato, ma Cialanoglu c'ha un tiro e proprio... Se volete poi le cerchiamo le responsabilità sicuramente, però facciamo i complimenti a Cialanoglu. Questa valla a prendere. Guardala che potenza, che precisione. Non gli deve mai arrivare la palla là, Cialanoglu da solo, dovete accorciare, ma... La vocina di Nathan. Dai, la palla. Vabbè, la risolviamo con i like, cioè con i cambi, che qualche cambio. Però non mi sta dispiacendo il Napoli. Dobbiamo essere onesti, non mi sta dispiacendo. Ma fa gol.
Dai ragazzi, dai. Per favore, una reazione veemente, una cosa. Il fallo sullo bot, la devo rivedere. Non ho visto niente. Attenzione. No, Mkhitaryan. Guarda. Ah, meno male. Di Lorenzo. Nathan è in difficoltà, L'avrà pure fatto quando era giovane, ma non mi sembra il suo ruolo. Bravo Politano. Buono Politano. Ancora Osi. Bravo Elmas. Kvara, accenditi. Quando arriva Nathan è buono. No, dai Kvara, dai. Bravo Politano, bravo. Giusto fallo. Sì. La palla la prende lui. Vai Kvara. Dai, la palla la prende lui e viene sbilanciato. Lo prende pure. Dai. Chi ha ammonito e perché? Perché hai ammonito Elmas? No, Mkhitaryan, perché? Il contatto è proprio netto. Mamma mia, è impazzito Nathan! Vi rendete conto? No, vabbè. Polità. Che mazzi, ha chiesto l'imballo. Va bene così. No, va bene così. È una partita. È una stagione che non. No, vabbè. Voi vi rendete conto di cosa abbiamo combinato là? Nathan proprio la paura di intervenire. Ma c'è molto altro. Dai Mazzarri, leva un difensore e metti Simeone, dai. È inutile così. Tanto ci entrano comunque dentro. Mi sta convincendo più Ostigard di altri. Leva Nathan, non lo so. Anch'issa. Patti Smith! Porti peste! Nathan, devi andarlo a chiudere! Non puoi arretrare le centrale! Per cross Nathan, non lo... Madonna mia! L'avevo scritto. No, Ostigard migliore della difesa, senza dubbio. Raspadori già ha perso una palla sanguinosa. Fallo su Ostigard, dai, chiaro. No, vabbè, è un miracolo. Fuori gioco. Vai, Kvara, vai. Fallo in mano. Io gli vorrei dare il voto a Lindstrom, però deve prendere un pallone, altrimenti come faccio? Che a Pammerette che inciampa solo lui. Loco, quadrato. Ci voleva il 3-0. Ti è levato pure la maglietta. Quando tu arrivi che lo spendi il cartellino giallo, te la prendi l'ammonizione, giusto per... È diventata pesante, lo so, le attenuanti ci sono. Sì, ci sono. Non è che così. Però è pesante. E comincia a essere più pesante di quello che... Guarda Nathan dove sta. No, signori, stai facendo il terzino. Nathan, c'è polemica, l'avete visto? Non saluta Zerbin, va in panchina e fa polemica. Allora, c'è Zerbin tutta fascia a destra. Questo è importante perché per il futuro magari. Zerbin tutta fascia a destra. Mi pare che abbia spostato Lindstrom tutta fascia a sinistra, con la difesa a 3 con Di Lorenzo, Rachmani e Ostigard. E quindi è un 3-4-3, 3-4-1, 3-4-2-1, diciamo, con Kvara e Raspadori dietro Sim. Non che serva molto, all'87esimo, però interessante. Vai Lindstrom, fammi vedere un fatto. Raspadoro! Dai Lindstrom! Bravo! Fai gol! Lindstrom, fai gol! Mannaggia! Bravo Raspa! Vai, Osimhen! Da volta bloccato. Vabbè, oggi non è ancora in forma. Mi è piaciuto come è entrato Zerbin. Non sto scherzando. È entrato bene. Fischia, dai, signor arbitro, che devo fare l'editing e dobbiamo parlarne live. Non arriveranno i like. Volete lasciarli lo stesso i like per un fatto di solidarietà? Ecco, ci abbracciamo idealmente in un 500-600 like e ne parliamo live perché ci sono tante cose da dire.